ritornato più forte che mai Tony, 47 anni da Mazara del Vallo, appunto nei Prove e Provini, perché ci vuole far vedere qualche sua esibizione. Ciao Tony! Ciao Alberto! Allora Tony, tu sei ritornato qui da noi, Certo. non nella rubrica di Cuori Solitari, ma nei Prove e Provini. Come mai nei Cuori Solitari no? Alberto, io ho avuto un sacco di telefonate, Sì. capito? E quindi devo ringraziare tutte queste telefonate che mi hanno fatto, no? Hai avuto molte corteggiatrici. Certo, certo. Allora per questo tu un giorno mi hai chiamato e mi hai detto Alberto basta per cortesia. Esattamente, ho chiamato perché Alberto non ne potevo più, Cioè non ti facevano dormire addirittura. addirittura, Hai capito? concluso qualcosa? Qualcosa non ho concluso niente, sono ritornato di nuovo a casa. Alberto, Con la tua moglie. con la mia moglie. Vai fatto Mi bene. hanno colto addirittura quei palloncini a casa. Addirittura? Sì, sì. Ti hanno fatto la festa? Mi hanno fatto bene. Mia moglie- Soprattutto tua moglie ti ha fatto la festa. Sì, sì, sì. Addirittura mi ha fatto una bella torta Esatto. di 26 anni. Una torta da 26. Sa che duriamo un'altra 26. Esatto. Vabbè Tony, ritorniamo al discorso che tu sei venuto per fare qualche esibizione. Mi hanno parlato Certo. bene di te. Mi hanno detto che tu sei un artista, cioè Sì. sai cantare benissimo. Sì, Sei stato a molti festival. sì, al Festival delle Canne a Rimini. Al Festival delle Canne. Delle Canne, sì. sì. A che posto sei arrivato? Sono arrivato quasi all'ultimo, però ho partecipato. L'importante è partecipare, cioè, la cosa importante è questa. Certo, certo. Hai scritto molti testi? No, ne ho scritto soltanto uno, che me l'ha scritto mia moglie, per dire la Esatto. verità, capito? Cioè, un testo unico praticamente. Un testo unico, sì. E ora tu- la voce io pure. Sì. No, ma me l'hanno detto, dice farlo cantare, farlo esibire perché è un artista. Mi hanno parlato, ti dico, bene di te e quindi sono contento che questa sera sono venuto qui all'Appetitosa appunto per registrarti e per far vedere il tuo talento. Ti faccio vedere. Ascoltami, come mai con questo talento che hai non sei arrivato, non so, a Italia Ghost Talent? Non so. Non hanno trovato il tuo numero telefonico? Esatto, esatto. È difficile. E poi tu lo sai, ci sono tempi difficili, capito? In questo campo. Aspettiamo. Io speravo di fare qualcosa. Forse perché il campo è piccolo, perché se avremo un campo molto più adeguato. Ma ti dico una cosa, Sì. Alberto, a me già essere a Stranamore per me è già un onore. Grazie. Anche con te. Dai. Sei in gamba. Dai. Va bene Frank, adesso ti faccio fare la tua esibizione. Come si intitola la canzone? Io domani. Io domani? Io domani, sì. Perfetto, allora Perché sarà un altro giorno. Esatto. E dobbiamo vivere questa vita. Perfetto, va bene. Allora Frank, adesso ci accompagna. No, io Tony sono. No, Tony. Tony. Ti ho chiamato Frank. Frank, sai. Perché Frank è un amico mio. è un amico tuo. È un amico mio, sì, sì. Anche lui è un artista. È un grande artista. Un grande artista, va bene. Un artista mancato. Mancato. Allora Tony, appena te lo dirò io, tu guarderai la telecamera e farai la tua esibizione e canterai. Va bene. Così ci farai onore del tuo talento. Va bene? Bene, ok. Allora, puoi parlare, vai. Allora, io domani te lo dico che non ti amo più. Alberto, come ci vado? Sei fantastico. Te lo tengo io il microfono così è meglio. Va bene, ecco, come se io fossi a Sanremo. Mi sento Esatto. già a Sanremo, Alberto, veramente, anche se siamo all'Appetitosa. No, ma poco ci manca, penso che ti chiameranno. Ecco, bravo. E per questo sto soffrendo per amore. Guardami negli occhi, amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci. Come ci vado, Alberto? Sei fantastico. E questo mi Proprio voglio sentire. è un talento naturale questo. Sì, sì, tutto naturale, Alberto. Vabbè, continua. Oh. Per amore io ho avuto. Che Alberto che ho avuto dell'amore? Io mi sono dimenticato. Succede, alle volte anche nei testi, nei famosi testi, si dimenticano le parole. Comunque tu non ti devi preoccupare No, perché io non mi preoccupo. i telespettatori sicuramente ti capiscono. Tranquillo, Alberto. Esatto, ti capiscono e quindi. Oh, io giro di nuovo la canzone perché io domani voglio essere un altro, Alberto. Esatto. Io domani te lo dico che non ti amo più. Esatto. E per questo sto soffrendo per amore. Guardami negli occhi, amore mio. Dimmi se qualcuno vuol dividerci. Ma credo che non ci dividerà nessuno. Ma sei fantastico, ma poi ci vai anche a tono, cioè Sì, sei intonato, sì. ce l'hai nel sangue. Per amore io ho avuto mai di più. Esatto. Io l'amo. Avvicinati alla telecamera, Sì, sennò bravo, vabbè, non ti guardo sente che perché ti amo. Non ci sono abituato alle camere, però quando guardo te mi emoziono, vabbè. Certo. Sì, è sempre così.
Va bene Frank, ascolta, mi hanno detto che tu sai raccontare anche delle barzellette fighissime, Delle barzellette, Alberto, io proprio non ne posso dire niente perché non ne sono nemmeno uno. Ah sì? Allora come mai mi hanno detto che sai raccontare delle barzellette? Le barzellette le contavo una volta, le sapevo in tedesco, però non le so tradurre in italiano. Vabbè, tu sei stato per molti anni in Germania, sì? Sì. Allora ascolta, vuoi parlarci un po' in tedesco? Dimmi una frase. Qualsiasi frase, l'importante è che tu ci parli in tedesco, però deve essere un tedesco, ti raccomando. Jawohl. Vai. Ich spreche gut Deutsch, ne? Ich sage alle Malzara del Vallo, ne? Die sind alle nette Leute und Freund-Leute, die sind alle nett hier. Dankeschön, für alle, ne? Bravissimo. ma sei proprio in gamba, complimenti. Sì. Va bene, ascolta, un'ultima cosa. Un'ultima cosa. Mi hanno chiamato alcune tuoi fan e alcune tue corteggiatrici che ultimamente non ti hanno fatto dormire la notte, Certo. che volevano praticamente pronunciarsi con te, ti volevano dare dei messaggi. Io ero a letto con mia moglie Sì. e poi quel cellulare l'ho dovuto spegnere. Eravate a letto che state... No, a letto che dormivamo, capito? Esatto. E quindi lo sai, come Certo, mia moglie fa certo. spegnere, si è andato a fare l'amore, capito? Allora- Ormai tutto è stato risolto, capito? Anche il trama di Alberto è stato risolto il suo problema, dai. Allora ascolta, per queste corteggiatrici che in questo momento ti stanno guardando, esatto, vuoi lanciare un messaggio verso di loro guardando la telecamera, pronunciando qualsiasi cosa, ti raccomando, vai. Tieni. Allora, ragazzi, io sono stato a San Amore per un motivo. Mia moglie mi aveva messo la valigia dietro la porta. Mi ha aperto la porta e io sono entrato, capito? Grazie a San Amore sono tornato a casa. Io vi ringrazio per le telefonate, ringrazio Alberto, ringrazio San Amore e speriamo che anche quelle che hanno la porta fuori, i mariti fuori, di mettere il nome dentro ed andare a San Amore ed uscire tutto fuori quello che avete. Vi ringrazio a tutti, grazie Alberto. Perfetto, speriamo che le parole si siano sentite bene perché col microfono che facevi così giustamente... Lo sanno loro che sono un tipo così, Alberto. È l'emozione. L'emozione. Si dice sempre l'emozione non ha voce. Esatto. E poi Va bene, la famiglia. questo è tutto per i nuovi talenti e naturalmente per la rubrica dell'esibizione. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Tony. il grande. Ciao. Grazie a tutti. E forza Mazzara del Vallo.